Sono qui venuto a vedere i miei genitori, siamo di passaggio dall'Olanda, quindi andando verso giù, verso la Sardegna, siamo proprio a metà strada e domani sarò verso la Sardegna finalmente, quindi Olbia e poi Cagliari nuovamente. E sono qui a farvi una live per circa una ventina, trentina di minuti, fin quando la mia batteria tiene, siamo al 19% in questo momento. Perché? Perché ho appena mandato un audio a una cliente che ho seguito mesi fa, che soffriva di fibromialgia, questa parola benedetta che cercheremo sempre di cambiare. Dovremmo inventarci una nuova parola, perché sono sicuro che questa parola ha una connotazione molto negativa e molte persone quando sentono fibromialgia sentono, oh Madonna, la malattia è incurabile. In realtà non è così. In realtà abbiamo diverse persone che sono ritornate a stare bene da queste problematiche di dolori diffusi. E perché vi faccio questa mail, anzi questa no mail, questo video, questa live? Perché vorrei parlarvi di come un sistema nervoso, quando ha subito queste problematiche nel passato, causate da incidenti, da passati traumatici, da passati stressanti, nel futuro hanno sempre una sorta di eh, bassa tolleranza allo stress, di bassa tolleranza a questi periodi nuovamente traumatici che potrebbero essere lì all'avanguardia, cioè lì dietro l'angolo per ogni persona. Quindi quando abbiamo, per esempio, subito un incidente stradale, ok? Abbiamo subito un incidente stradale, abbiamo magari perso coscienza perché c'è stato un colpo di frusta molto alto, molto forte. Mi è successo così a me e anche alla mia ragazza, Sharon. Abbiamo subito questo incidente stradale nel 2021, anzi 22. Dopo la nostra vita è cambiata. È cambiata perché ogni periodo di stress adesso ha una forza, lo sentiamo molto più velocemente. Cioè, quando siamo in una situazione di alto stress per una, due, tre settimane, il corpo tende a non tollerarlo più come prima. La stessa cosa è successa alla questa persona, insomma, che questa mia cliente che mi dice dopo 2, 3, 4 mesi di calo dei sintomi, che si è sentita nuovamente meglio perché ovviamente abbiamo fatto un percorso di consapevolezza, un percorso di stile di vita nuovo, un percorso diciamo che, di cui parlo spesso nel mio canale, di respirazione, di ritorno al movimento, di gestione dello stress, di gestione delle emozioni, di gestione della nutrizione, di gestione del sonno. Ci sono tante cose, no? Dello stile di vita. Non è mai solo una, è sempre un insieme di cose che bisogna fare nel giorno. E dobbiamo prendere in considerazione comunque che la vita ci dà sempre delle problematiche, no? Se siamo in vita è perché dobbiamo evolverci, dobbiamo imparare e quindi se dobbiamo imparare c'è sempre qualcosa che va storto. In questo caso questa mia cliente mi scrive, mi dice guarda adesso ti devo dare una brutta notizia perché ho avuto una ricaduta, ok? Mi aveva però detto che c'era un periodo stressante che stava andando incontro da più di un mese. Quindi lei sapeva, era consapevole questa volta che poteva avere, insomma, una problematica a livello di dolori, di sintomi. E per chi soffre di questa problematica, di dolori diffusi, quindi sistemi nervosi ipersensibili, non hanno tanta tolleranza, no, ai periodi stressanti. E ha avuto un crash, ha avuto un crash, avevo di nuovo magari dolori, e magari la mattina con poca forza, e ci si rimette tanto quando ci sono queste ricadute, tanto, magari dipende dalla persona, dipende dal percorso che sta facendo la persona. Quello che le ho detto è che, vista il suo passato,
e che comunque stava avendo dei buoni risultati per tanto tempo, cioè parliamo comunque di buoni risultati, diciamo di sintomi che sono calati, ma ansia che è calata, eh, magari prima l'ansia e i sintomi fisici erano a 6, 7, 8, magari a volte a 9, a 10, ed era un periodo che li aveva a 3, a 2, a volte non sentiva assolutamente nessun sintomo, che durava per molto tempo. E ha avuto poi questo crash. Perché? Perché c'è stato questo periodo stressante benedetto che non è riuscita a, diciamo, a sostenere. Ed è normalissimo per tutti. Quante persone sono poi alla fine lì e dicono, ehm, guarda, io voglio un percorso che mi dica che sono guarito al 100% perché queste problematiche devono sparire per sempre. Possono sparire, ma il per sempre dobbiamo toglierci dalla mente non perché non è possibile, ma perché vuoi o non vuoi c'è sempre un periodo stressante per tutti, anche per quelle persone che non hanno dolori persistenti o sintomi persistenti o ipersensibilità nervosa, che hanno dei sintomi. Cioè è normale avere dei rash, dell'acne dopo un periodo stressante, avere della febbre al labbro dopo un periodo stressante. Cioè chiunque ha dei sintomi e chi non ce li ha non è un essere umano. Quindi la guarigione dal dolore cronico è possibile al 100%. La guarigione dal dolore o dal sintomo no. Perché? Perché siamo esseri umani e dobbiamo prenderci le responsabilità che abbiamo un corpo, che non è una macchina, che però insomma può guarire, può riprendersi. Questa persona, le ho detto, insomma, la conosco molto bene perché l'ho seguita per 3 mesi, anzi di più di 3 mesi, e le ho detto, guarda, avrai dopo questo crash, ti riprenderai con molta più velocità rispetto al passato, perché il tuo corpo sa cosa ricorda, cosa c'è stato, ricorda che può ritornare a stare bene, l'ansia andrà giù molto più velocemente e ci sta che questa persona è comunque demoralizzata, comunque triste, ma come dico sempre, la via è una, cioè il percorso è uno, è sempre lì davanti a te, la luce è davanti, non ci si può tornare indietro, cosa si può fare? O mollare e piangersi addosso, oppure dire guarda, ci sono stati dei momenti in cui ho avuto della negligenza del mio corpo, ho pensato di essere più forte di quello che il mio corpo poteva tollerare. La tolleranza, lo dico a tutti, di una persona che soffre di dolori persistenti, quando è arrivato a un periodo in cui non poteva più sostenere questa tolleranza il corpo, ti dà dei sintomi atroci. Sintomi che uno dice veramente sono problematiche gravissime, perché come molti pensano, dicono, magari io ho della multipla sclerosi, sclerosi multipla, magari c'è del Parkinson, magari iniziano a pensare che ci sono dei cancri, delle malattie terminali. No, invece sappiamo tutti che, lo sapete anche voi meglio di me, che tutti gli esami sono negativi e quindi tu dirai, che sta succedendo qua? Come faccio a riprendermi? Neurobalance, il mio percorso, non è nulla di miracoloso se non mettere insieme tutti quegli step che ti portano verso uno stile di vita più bilanciato in tutti i fronti, non solo corporeo, ma anche emotivo e psicologico. Corporeo del movimento fisico, dell'usare il respiro, dell'usare, diciamo, la meditazione, psicologico, per capire che comunque ci sono delle cose che ci portiamo dietro da bambini, molto probabilmente prima dei 10 anni, che ci hanno passato i nostri genitori, le nostre famiglie, o quello che è successo da quando eravamo bambini, o degli eventi straordinari, dico straordinari in modo diciamo negativo, dai 0 all'età che hai oggi. Per esempio sto parlando di lutti, sto parlando di incidenti, sto parlando di divorzi, sto parlando di queste cose qua. Ehm, Perdita di lavoro, problematiche finanziarie, cioè sono tutte cose che ogni persona va incontro, ok? Quindi
Il ritorno allo stare bene è un percorso molto, molto, molto intrecciato, ma con una guida ci si arriva. Ora, qualcuno può lì dire io sono stufo, non ce la faccio più, nessuno ha trovato una soluzione alla mia problematica, ma perché sei tu anche che non hai preso una responsabilità su di te di dire guarda, in tutti i fronti in tutti i fattori che ci sono del dolore o del sintomo, ci sto lavorando sì o no, ma attivamente, senza sperare che il medico di turno ti guarisce con la pillola oppure il massaggiatore ti fa il massaggio al nervo vago per finalmente, miracolosamente metterti dritta e in moto. Cioè, non esiste, ragazzi, ci dobbiamo prendere la responsabilità di andare a far fronte a questi tre fattori, emotivo, psicologico, eh, motivo psicologico e se vogliamo anche spirituale, ok? Attivamente, attivamente. Ma è un po' come quando si parla di avere un investimento passivo, cioè di dire ok, faccio sì che il mio investimento mi dà una rendita mensile di 1000 euro al mese. Non esiste così, senza far niente. Cioè, tu puoi, devi lavorarci su per quell'investimento. La stessa cosa è per il corpo. Cioè, non possiamo pretendere che ti prendi l'ennesimo integratore o fai l'ennesima posturale o la tecarterapia e tutto funziona senza in realtà prenderti cura della tua salute emotiva. La salute mentale è strettamente collegata alla salute corporea e tutti lo sappiamo, ma nessuno vuole lavorarci sopra perché è un qualcosa di difficile. E anche le persone che sono andate dallo psicologo, e meno male che andiamo dallo psicologo, tutti dovremmo avere uno psicologo, pensano che semplicemente una seduta dallo psicologo parlando dei propri problemi risolvesse una parola. In realtà non è questo il problema, non è quello la soluzione, perché tu puoi anche parlare dei tuoi problemi, ma cosa ce ne fai poi di quello che insomma dice la persona? Cioè c'è un cambio di- di comportamento oppure continui a buttarti addosso pressione e aspettate, è andata giù. 10 ho il 10% ragazzi. Oppure stavo dicendo andiamo poi a buttarci su un sacco di pressione sul non sono abbastanza, e tutto non è perfetto, è tutto colpa degli altri, è colpa di mio figlio, colpa di mio marito, è colpa del mio terapista che non mi riesce a capire. Comunque, cioè, possiamo piangerci addosso tutta la vita, senza sapere che in realtà se mettiamo tutti questi fattori insieme in un unico percorso e spero che in base a quello che sentite nel mio canale capite che i percorsi possono essere infiniti, ma l'unico percorso che funziona è il percorso che prende in considerazione mente e corpo insieme nello stesso momento, senza dividerli. Ora guardo un attimo quello che mi state scrivendo. Ehm, Vabbè, ci sono sul tuo libro lo potrò trovare la soluzione per le vertigini o devo fare anche il percorso? Allora, il libro, ragazzi, Il potere della consapevolezza, che lo trovate su Amazon, semplicemente scrivendo Potere della consapevolezza Alessio Veneziano, è, diciamo, la strategia, il percorso unico per qualsiasi sintomo persistente. Non parliamo solo di dolori al collo o di vertigini o di mal di stomaco o di mal di schiena. Cioè, tutti questi sintomi, per come li vuoi categorizzare, hanno una radice nel sistema nervoso. Quindi, se leggi il libro Terry Stiano, vai a vedere la strategia, diciamo, più globale, più generica per questi problemi. Ti fa capire da dove iniziano i sintomi, come attivamente andare a ribilanciare il sistema nervoso con una delle strategie, una delle tecniche, che è il tracciamento somatico e la consapevolezza stessa,
Quindi sì, non ti serve un percorso ulteriore se vuoi, cioè molte persone leggendo solo il libro e vedendo questi video gratuiti su YouTube hanno dei miglioramenti. Poi se sei una persona che vuole avere un ulteriore supporto con un percorso di affiancamento come è la psicoterapista, lo puoi fare. Ovviamente c'è una selezione in questo, non prendiamo tutti, abbiamo 5 posti disponibili al mese e quindi a quel punto se vuoi capire un po' più sulla tua situazione e capire se ti possiamo seguire, c'è una valutazione specialistica che puoi andare a prenotarti direttamente sul mio sito web venezianotherapy.com. Quindi se faccio questi video su YouTube non è per portarvi al percorso, anche se in realtà questo è il mio lavoro, ma è per supportare tutte quelle persone che non possono permettersi un percorso individuale con me e vogliono comunque continuare a fare qualcosa. Le mie meditazioni sono utilissime se vuoi fare un primo step, meditazioni, tracciamenti somatici, comunque le chiamiamo audio di rilassamento e di riequilibrio. Questi sono i primi step che molte persone iniziano a fare da soli e poi seguendo magari dei miei video di spiegazione riescono un po' a collegare i punti che mancavano da tutto quello che hanno fatto in passato per entrare in un percorso di crescita, un percorso di riequilibrio che porta giù i sintomi anche del 100%. Quindi lo so che per molte persone sembra una cosa fantasiosa perché hanno passato 20 anni con i dolori o 10 anni con i dolori, ma è così, cioè non sono io il mago, siete voi i medici del vostro corpo, quindi una volta che hai capito che è possibile che il sistema nervoso si riequilibra al di là dei tuoi sintomi, per quanto gravi siano, se non hai problematiche gravi come tumori, infezioni, questa cosa è possibile. Poi, ok, non parlo di tumori, infezioni, parlo di dolori cronici, sintomi persistenti dovuti a un sistema nervoso ipersensibile. Se può servire a qualcuno con i tuoi video e quelli del dottor Bordese, sto migliorando parecchio. Inoltre, proprio oggi ho iniziato a leggere il libro del dottor Sarno, grazie per le info che dai. Grazie a te veramente della fiducia, mi fa veramente piacere le Railway to Heaven, bel nome. E veramente grazie a voi perché senza di voi, senza il vostro sostegno, non saremo qua né io né Bordese, quindi è tutto merito vostro alla fine. Noi siamo semplicemente divulgatori, anche noi abbiamo fatto un percorso di consapevolezza, lo continuiamo a fare. Spero di rifare una live con Bordese presto. Magari scrivete nei commenti di fare una live con me nuovamente. So che è molto indaffarato. Ragazzi, ho il 3%, quindi devo tirar giù la live, altrimenti non me la salva. Spero di vedervi nei prossimi giorni. Se siete, se siete nuovi nel mio canale, guardate gli ultimi miei video. Se avete bisogno di una sessione di valutazione, una valutazione specialistica, per adesso sono aperto. Si sono aperte nuove sessioni nella prima settimana di ottobre. Che sono un po' più libero perché questi ultimi giorni sono stato veramente stra indaffarato di roba, tra viaggi in Olanda, viaggi in Svizzera, viaggi adesso a Torino o a Milano, quindi siamo al ritorno adesso finalmente a casa e sono nuovamente in carreggiata. Uscirà un video comunque a brevissimo lunedì, spero, anzi no, sicuramente lunedì ne esce uno. Per adesso è tutti. Posso salutare la tua amica Vittoria, sì, va bene. Voglio vederti di nuovo con Bordese. Lo faremo Silvia. Quindi magari facciamo passare qualche settimana perché siamo veramente pienissimi di lavoro e spero magari a ottobre-novembre di poterlo agganciare nuovamente per fare una nuova live. A tutti, un abbraccio e a prestissimo. Ciao ciao ciao.